Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Sono rientrati i primi italiani da Wuhan per la questione del coronavirus. L'unica veneta era una studentessa di 24 anni veneziana. So soltanto che sta bene, che stanno facendo le analisi, ma non l'ho ancora sentita. In poche parole al telefono, l'apprensione di Mauro Vidali, papà di Petra, la 24enne studentessa veneziana che frequenta un master in commercio internazionale alla Hwasong University di Wuhan, la città epicentro dell'epidemia di coronavirus. Petra è sbarcata all'aeroporto militare di Pratica di Mare in arrivo dalla Cina assieme ad altri 55 italiani. Mi interessa solo di Petra adesso, non di parlare con i media, ha detto il padre all'ANSA. La figlia aveva già spiegato di aver accettato di rientrare in patria solo per tranquillizzare la famiglia, giudicando eccessivo il panico creato attorno al coronavirus. Dopo gli accertamenti sanitari, se non ci saranno problemi, i 56 italiani verranno trasferiti a Cecchignola per 14 giorni di isolamento. Qualora dovessero manifestarsi i sintomi della malattia, scatteranno i protocolli sanitari previsti per il coronavirus e il paziente verrà trasferito all'ospedale Spallanzani. Nel frattempo è motivo di grande orgoglio nazionale il successo dell'equipe di ricerca proprio dello Spallanzani di Roma, dove tra i primi al mondo un team di ricercatrici ha isolato il coronavirus che ha fatto dichiarare lo stato di emergenza. Esprimiamo una grande soddisfazione, abbiamo detto sin dall'inizio che il Servizio Sanitario Nazionale è uno dei migliori del mondo, dobbiamo difenderlo con tutte le energie che abbiamo, siamo qui per dire grazie ai nostri medici, ai nostri infermieri, ai nostri professionisti, a tutti coloro che ogni giorno lavorano per reggere il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Oggi da qui arriva una notizia importante, è un punto di partenza, ma gli scienziati, i biologi dello Spallanzani sono riusciti a isolare il coronavirus, siamo tra i primi del mondo, chiaramente mettiamo questa nostra scoperta, questa nostra conoscenza a disposizione di tutta la comunità scientifica del mondo che in queste ore è al lavoro, e però questo testimonia sicuramente la qualità del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Le autorità sanitarie rassicurano i cittadini ed invitano a non creare allarmismi anche in vista del picco dell'influenza stagionale che in Veneto sta arrivando proprio in questi giorni. Nel frattempo, tra le azioni sulle quali sta lavorando il Ministero della Salute, la cui task force per l'emergenza coronavirus si è riunita anche questa mattina, è previsto il rafforzamento degli organici del personale medico nei porti e negli aeroporti italiani e sono allo studio misure finalizzate al controllo anche sui voli di transito indiretti dalla Cina. I danni dovuti alle ondate di maltempo, a cominciare naturalmente dalla tempesta Vaia, arrivano nuovi fondi. Il commissario, che poi è anche il presidente della regione in persona, ovvero Luca Zaia, ha detto che sono in partenza centinaia di cantieri. 280 milioni di euro per risarcire i danni e realizzare nuove opere di ripristino nella montagna veneta devastata dalla tempesta Vaia. È pronto per essere inviato al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il piano 2020 realizzato dal commissario e il presidente della regione Zaia. Altre centinaia di cantieri pronti per il ripristino delle opere viabilistiche, con particolare attenzione alla messa in sicurezza delle sorgenti d'acqua, ha detto Zaia, sottolineando come la priorità assoluta vada soprattutto al risarcimento danni. I 280 milioni di risorse nel piano 2020 vanno a sommarsi ai 468 milioni del piano 2019. Priorità è stata data ai 42 milioni stanziati per il ristoro dei danni ai privati e alle attività produttive, fondi che si sommano ai 25 milioni di euro dell'anno scorso. Per quanto riguarda il ripristino delle strade, 45 milioni di stanziamento complessivo, l'intervento più importante, evidenzia il commissario, è lo svincolo per Cibiana, opera fondamentale in vista delle Olimpiadi, che si punta ad ultimare prima dei Mondiali 2021. C'è poi la questione sorgenti, con l'ammodernamento delle opere acquedottistiche ed uno stanziamento di 15 milioni. Circa 100 milioni sono riservati all'adeguamento delle opere idrauliche in tutto il territorio del Veneto. Altri 5 milioni e mezzo di euro sono destinati alla redazione di progetti esecutivi di opere strategiche, come ad esempio il nuovo ponte sul Piave a Belluno, l'aumento della resilienza dei collegamenti intervallivi come la variante di Alleghe, la galleria Palarossa ed il ponte sul torrente Cismon in località Ponte Oltra nei comuni di Lamone e Sovramonte. Parliamo ora del grande lavoro che è stato fatto dall'Esercito e anche dalla Marina per quanto riguarda la bomba da rendere inoffensiva, ritrovata dopo decenni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
questo naturalmente ha causato non poche conseguenze, una domenica particolare insomma tra Marghera e Mestre. 4, 3, 2, 1, brillamento! Quasi un piccolo terremoto registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con una magnitudo di 1,5 ed epicentro al largo di Venezia. Sono le 15:37 e la lunga marcia della bomba di 230 kg della Seconda Guerra Mondiale ritrovata in via Ferraris a Porto Marghera si conclude a circa 8 metri di profondità nel mare Adriatico. L'esplosione delle cariche radiocomandate a 1 chilometro di distanza con cui era stata imbragata la bomba arriva al termine di una giornata lunghissima. 10 ore di operazioni iniziate alle 6 di mattina con più di 400 uomini in campo, tra polizia locale e di Stato, carabinieri, esercito, volontari della protezione civile e della Croce Rossa. E soprattutto circa 3.500 sfollati da una zona rossa con un raggio di poco meno di 2 chilometri dalla bomba che ha desertificato parte di Mestre e Marghera, svuotando case, aziende e alberghi. Al Palasport Taliercio, però, punto di raccolta per gli sfollati, si sono presentati in poco più di una cinquantina. Le 2000 brioche sono state quindi regalate alla mensa dei poveri di Caletizia. Alle 9:30 gli artificieri del Genio hanno rimosso le 2 spolette che avrebbero dovuto azionare la bomba. Alle 11:15 la palla è passata alla Marina Militare. La bomba è stata sollevata da una gru e caricata su un'imbarcazione rimorchiata da un gommone lungo il canale dei Petroli, attraverso la bocca di porto di Malamocco, fino all'area Rada, dove è avvenuto il brillamento alle 15:37. Da diverse ore intanto la prefettura aveva dato il via libera alla rimozione dei blocchi stradali. Poco dopo mezzogiorno la situazione tra Mestre, Marghera e Venezia tornava lentamente a normalizzarsi. Grandi capacità professionali da parte di uomini che vestono la divisa, sapere fare le cose con calma, anche cose estremamente difficili, con grande semplicità e grande impegno. Sono tra quelli che arrivano quando vanno via tutti. A Porto Marghera, tra blocchi stradali, evacuazioni di migliaia di persone, treni bloccati, chiuso persino il terzo aeroporto italiano, è toccato agli uomini dell'8° Reggimento Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago affrontare quel colosso di Tritolo sganciato da un aereo americano nel 1944. Il rischio è certo, ma calcolato. Ovvero il rischio per l'operatore è quando va giù in buca ad applicare sulle spolette che sono gli organi sensibili, la punta e la coda della bomba hanno questi organi sensibili. Il rischio per l'operatore è che quando uno va a mettere le chiavi, queste chiavi qui, praticamente è sullo spot, sulla bomba. La scoperta di questa bomba non deve stupire. A 75 anni di distanza dalla Seconda Guerra Mondiale, il ritrovamento di bombe inesplose in Italia continua al ritmo di centinaia all'anno e Marghera era un obiettivo sensibile nei raid degli alleati. Abbiamo provveduto ad effettuare il despolettamento, quindi alla rimozione dei 2 ordigni più importanti e più pericolosi e abbiamo provveduto a completare la movimentazione della carica principale. Adesso la carica verrà passata in consegna ai colleghi della Marina Militare e trasportata al largo per la distruzione in alto mare. Distruzione che è avvenuta diverse ore dopo, quando la bomba è stata fatta brillare al largo del Lido, a 8 metri di profondità. È andato tutto secondo i piani, le spolette le abbiamo rimosse senza nessuna difficoltà, abbiamo creato solo ed esclusivamente una bolla di sicurezza e missione compiuta. Ci fermiamo per una pausa, poi le altre notizie, tante dalla nostra regione. Emma, 10 anni, morta per una rarissima complicanza virale per un'influenza, lasciando un vuoto e tanta commozione dietro di sé. È quasi mezzogiorno quando Silea trattiene il respiro e saluta per l'ultima volta la piccola Emma. Il suono delle campane rimbomba sul sagrato e rompe un silenzio carico di dolore e interrogativi, quelle stesse domande di cui Don Luciano si è fatto portavoce durante l'omelia. Perché proprio Emma? Perché in quel modo? Da qui il bisogno di abbandonarsi alla fede, perché tutto non si può comprendere, soprattutto la fine di una vita così giovane. Poi Don Luciano ha ringraziato Emma per i suoi sorrisi, per la sua energia e vitalità che tutti in paese conoscevano. In
parrocchia come a scuola. Presenti le quinte A e B delle elementari Toniolo, che seguiranno un percorso di sostegno psicologico per elaborare la perdita, e poi il sindaco, le associazioni del territorio, le amiche della ginnastica artistica, i colleghi di lavoro dei genitori e anche gli amici dei due fratelli più grandi. Una cerimonia breve e riservata, come chiesto espressamente da mamma Piera e papà Marco, che oggi si sono sorretti uno con l'altra. A parlare solo i ricordi che qualcuno ha riversato su queste pagine. Dopo il ricovero domenica sera al Cafoncello per quella che sembrava solo una brutta influenza, Emma è mancata martedì a causa di un'encefalopatia necrotizzante acuta come rara complicanza virale. A confermarlo anche l'autopsia, una forma rarissima, 100 casi appena al mondo. Emma se n'è andata in meno di 48 ore, lasciando un vuoto feroce. Oggi il suo mondo era tutto qui a salutarla e ringraziarla per il breve ma importante viaggio fatto assieme. Rapine ancora, ne dobbiamo parlare, questa volta un tentativo di scippo, una donna ferita, il bilancio di una violenza avvenuta in pieno centro, ecco le reazioni dei padovani. Brutto. C'è da aver paura? Esatto. Tentando di strapparle la borsa, l'ha fatta cadere a terra e l'ha picchiata. Il brutale tentativo di scippo è costato caro a una 70enne di Pescara, che in questi giorni è a Padova, ospite del figlio. Teatro dell'aggressione via Beato Pellegrino, in pieno centro, a 2 passi da piazza Mazzini. Per di più, non al buio della sera, ma al mattino. Non è una cosa bella da sentire. Quasi strano perché perlomeno qua attorno non ho personalmente mai avuto motivi di sentirmi insicuro, anzi è piuttosto popolata normalmente questa via, essendo vicino all'università. No? È triste sapere che ci siano queste situazioni, soprattutto in un posto magari familiare alla signora, magari abita qui vicino dove dovrebbe sentirsi più sicura che in qualunque altra zona. Effettivamente di sera io non vado fuori, cioè io vado a ginnastica e poi tornando io ho quasi paura perché apro la porta e mi guardo dietro. Tanto buio anche. Ma sì, perché non è ben illuminata anche sotto i portici. La vittima ora dovrà essere operata per la frattura del femore, mentre le indagini sono affidate alla squadra mobile della questura e poi c'è chi ha le idee chiare su come comportarsi. Come ci si difende? Spray il peperoncino, bisogna portarselo dietro più che si può e poi sperare che vada anche tutto bene. Domanda personale, lei ce l'ha lo spray? Oggi no, però di solito sì, lo porto sempre con me perché... Ed è disposta a usarlo, cioè sarebbe pronta a usarlo? Se vengo aggredita, assolutamente sì. 10 giorni consecutivi di sforamenti, scatta l'allerta rossa per la città di Padova, ma anche per Treviso, per Mestre, insomma situazione veramente negativa, anche Vicenza sul fronte dell'inquinamento. Per Padova è stato il periodo più inquinato dal 2012. A Padova questo è stato il mese di gennaio più inquinato dal 2012 e dall'inizio di questo 2020 ci sono già stati 28 sforamenti, in pratica tutti i giorni. Scatta così l'allerta rossa che vieta la circolazione anche ai diesel Euro 4, compresi quelli commerciali, per i quali il divieto è limitato alla fascia oraria 8.30 12.30. Scatta anche questa allerta rossa che dovrebbe bloccare anche i commerciali Euro 4. Però il problema è quanto veramente diminuisce il traffico, perché le deroghe sono tantissime e bisognerebbe avere i dati da parte del comune, se lui stesso li ha, su quanto veramente diminuisce il traffico da ottobre a marzo, poi durante l'allerte. Un provvedimento valido solo, sostiene Legambiente, se c'è un drastico calo dei veicoli in circolazione. Inoltre attendere 10 giorni prima di applicare il semaforo rosso è troppo. Ci sono poi consigli anti-smog individuali che possono proteggere la nostra salute. Innanzitutto evitare di correre e fare attività fisica all'aperto. Evitate se possibile gli sforzi all'aperto, cioè chi per esempio fa footing, jogging, fa iperventilazione, questo fa inalare più PM10. A rischio cani e bambini che respirano a poca distanza da terra. I bambini, cercate di non tenerli sui passeggini, quindi usate il portabambino, lo zaino portabambino o tenetelo in braccio. I ciclisti cerchino di non andare troppo veloci perché più spingono sui pedali più si va in iperventilazione respirando profondamente. Inutile anche chiudersi in casa pensando di essere al sicuro. A casa non serve a niente tenere le porte chiuse,
perché le polveri sono così sottili che passano lo stesso, e più in casa c'è anche l'inquinamento indoor, quindi arieggiate pure. Quanto alle mascherine, indossare quelle di Garza serve a poco, non sono in grado di fermare le polveri sottili. Quelle davvero filtranti, che vediamo indossate ad esempio dagli agenti di polizia municipale, si possono trovare nei negozi di antinfortunistica, ma costano molto di più, attorno ai 15-20 euro. Violenze politiche, comunque violenze, questo è certo, attacco a una sede di Forza Nuova. Le fiamme hanno avvolto la porta della sede di Forza Nuova in via Dal Santo all'Arcella. L'attacco al partito di estrema destra nella notte tra sabato e domenica è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza ed è ora al vaglio dei carabinieri. Si vede un giovane solitario con il cappuccio calato sul volto che si avvicina e versa da una bottiglietta del liquido e fa partire le fiamme con un accendino. Il ragazzo si è allontanato subito prima che il rogo venisse segnalato da un residente cingalese che ha avvertito le forze dell'ordine. I pompieri sono intervenuti subito e hanno spento le fiamme. All'interno della sede di Forza Nuova non c'era nessuno dei militanti. Il sindaco di Padova ha utilizzato parole piuttosto nette. La violenza e gli attacchi intimidatori sono sempre gravi e da stigmatizzare con fermezza. Spero che sia fatta presto chiarezza sull'episodio incendiario di via Girolamo del Santo, che come sindaco condanno con forza. Padova non accetta prevaricazioni e atti molto pericolosi per il messaggio che trasmettono, soprattutto fuori dalla legalità. Torniamo allo smog e parliamo di cosa dice l'assessore regionale. Un duro attacco dell'assessore regionale Bottaccin al governo: se non ci saranno segnali concreti di attenzione alle nostre istanze e rispetto agli accordi già sottoscritti, siamo pronti ad ogni azione legale per mettere in mora il governo inadempiente. Dal 2017 Regioni del Bacino, Pavano e Governo nazionale fu firmato un importante accordo in relazione al quale da parte governativa la quasi totalità degli aspetti, a iniziare da quelli economici, continuano a essere disattesi. Questo a proposito degli atti da mettere in esecuzione per cercare di limitare lo smog. Invece parliamo dei danni per acqua alta. Secondo i 5 Stelle l'amministrazione comunale non ha dato risposte sui lavori di una scuola, anch'essa colpita duramente dall'acqua alta del 12 novembre. Il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale pone l'attenzione sullo stato della scuola dell'infanzia Santa Teresa a Santa Marta, danneggiata dall'acqua eccezionale del 12 novembre scorso. Dopo l'acqua alta i genitori sono stati invitati a spostarsi, i bambini sono stati spostati prima a Saccafisola alla scuola 25 aprile e poi ora alla Diego Valeri. La consigliera pentastellata chiede chiarimenti sull'andamento dei lavori all'interno dell'edificio veneziano, ma soprattutto sulle tempistiche. A 3 mesi di distanza il problema non è ancora risolto. Gli uffici ci dicono che l'acqua alta ha creato dei problemi di staticità, ma che la scuola di problemi ne aveva già prima, con particolare riferimento al tetto, dove infiltrava acqua già da anni e dove le teste delle travi erano addirittura marcite. Quindi gli uffici dicono che c'è bisogno di fare dei lavori, insomma, che hanno approfittato per fare dei lavori più cospicui, ma non abbiamo ancora contezza dei tempi. Immaginiamo che per settembre sia impossibile che la scuola riapra, mentre ai genitori, insomma, era stato detto che avrebbe riaperto. I dubbi e le preoccupazioni dei genitori sono molti. Ci chiediamo se questi lavori saranno ingenti, strutturali, perché pare che ci siano dei problemi di staticità. La scuola sarà pronta per non il prossimo settembre, ma quello successivo? E se sì, non rischiamo che la questione vada nel dimenticatoio e che l'edificio dopo non sia più destinato ai servizi educativi? Questo è il quesito che ci poniamo e questo è il motivo per il quale stiamo tenendo sotto stretta attenzione tutta la faccenda. Parleremo dell'anniversario della tragica rapina in cui intervenne per salvare una persona, Graziano Stacchio, subito dopo la pausa. Nanto questa sera ricorda la rapina tragica che vide suo malgrado protagonista Graziano Stacchio. Rifarebbe quello che ha fatto?
ma io ci ho pensato tante volte e poi so proprio che la rifarei sicuramente. Esattamente oggi, il 3 febbraio di 5 anni fa, Graziano Stacchio, il benzinaio di Nanto, decise di intervenire cercando di sventare una rapina nella gioielleria accanto al suo distributore. Un comando di 5 uomini, armati e decisi a tutto, stava facendo irruzione, spaventando a morte Jenny, l'unica commessa presente a quell'ora. Stacchio imbracciò il suo fucile solo per difendere Jenny, disse più tardi, esasperato per la terza rapina nel giro di poco tempo che il negozio subiva. Sparò per spaventare, ma i banditi replicarono con feroce determinazione. Non ho mai avuto il coraggio di cancellare i segni di quell'episodio. Ero lì di dietro, praticamente, che mi proteggevo e mi sono arrivati i colpi lì. Quelli lì sono 2 colpi che sono arrivati, sparati dall'interno della macchina e hanno forato il parabrise all'interno della macchina e poi sono finiti lì. Non mi sono mai preso di dare una botta di colore, di nasconderlo, perché siano di monito alle persone che agiscono in quel modo. Uno dei banditi fu ferito a morte dai colpi esplosi dal benzinaio. Stacchio perciò venne indagato per eccesso di legittima difesa, 18 mesi e un conto di 50.000 euro. Il suo caso divise l'Italia tra chi voleva celebrarlo come eroe e chi invece voleva condannarlo come giustiziere. Quell'episodio accelerò il varo dell'attuale legge sulla legittima difesa. Tanto però resta da fare, soprattutto per sensibilizzare le coscienze. Non c'è quella sensibilità da parte delle istituzioni di far capire che è ora di finirla in sostanza, perché aggredire anche gli anziani in casa, le povere persone inermi, per rubarli cosa? Rubarli magari 150-200 euro? No, non si possono accettare queste cose. Questa sera Nanto si stringerà ancora una volta attorno al suo famoso concittadino per ringraziare ricordando. Non è una cosa che ti passa, non te la dimenticherai mai. Quindi è giusto ricordare stasera, in questo momento, anche e condividerlo con chi parteciperà della sua comunità. Sì. È giusto anche partecipare, anche per far scaturire un po' di più responsabilità anche da parte delle istituzioni, insomma, ecco, che si rendano conto che qualcosa deve cambiare. Non ci sarà alcun risarcimento per i familiari di Jennifer Zacconi, la 22enne di Olmo di Martellago, che era stata sepolta viva in pratica al 9° mese di gravidanza. Questa la decisione dei giudici. I familiari di Jennifer Zacconi non hanno diritto all'indennizzo di 80.000 euro. Dopo che la figlia 22enne è stata uccisa dall'amante Lucio Niero, sepolta viva in una buca al 9° mese di gravidanza, l'ennesima beffa per il papà, la mamma Anna Maria Giannone e il nonno Giuseppe Giannone. È una decisione incomprensibile, nel senso che la direttiva 80/2004 prevede che vengano indennizzati i cittadini europei in Italia dallo Stato allorquando il reo non paga, non ha soldi, non viene scoperto e quindi non è possibile escludere i cittadini italiani dall'indennizzo, perché sarebbe discriminatorio anche da un punto di vista costituzionale discriminare ovviamente i cittadini italiani dai cittadini europei. Era l'aprile del 2006 quando Jennifer di Olmo di Martellago fu uccisa al termine di un violento litigio con Niero nel piazzale di un distributore a Martellago, in cui lei fu picchiata e poi gettata nella buca. Qui si tratta di un caso molto grave perché ricordo che per la cronaca si trattava di una ragazzina molto giovane che ovviamente la piccola Jennifer che aveva una bimba di circa 9 mesi che poi alla fine sono state entrambe sepolte vive. L'assassino, sposato e padre di 2 figli, fu condannato a 30 anni di reclusione e una provvisionale di 80.000 euro in favore della madre di Jennifer e 85.000 ad altri suoi congiunti. Anche dall'ammissione di Niero al gratuito patrocinio era però emersa la sua impossibilità di liquidare la somma. Da qui la richiesta dei familiari di condannare la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Giustizia per la mancata attuazione della direttiva europea 80. Ma per i giudici la mamma e il nonno non ne hanno diritto. Sostanzialmente fa commistione tra il risarcimento e le sue regole e l'indennizzo. Qui si tratta di un indennizzo, cioè lo Stato deve indennizzare le vittime secondo una direttiva 80 del 2004.
Quindi sostanzialmente c'è una commistione di giurisprudenza che non è comprensibile. Io sto parlando con i familiari per farli decidere il mio consiglio è di presentare ricorso in Cassazione a Strasburgo e eventualmente segnalare la situazione al Consiglio d'Europa perché venga riferito pure alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, dove c'è una violazione dell'Italia per violazione della direttiva 80. A Folgaria uno sciatore di schio è stato trovato morto a bordo pista. Tragedia in mattinata sulle piste da sci dell'altopiano di Folgaria in Trentino. A perdere la vita un 61enne di schio. A dare l'allarme sono stati alcuni sciatori che hanno notato il corpo dell'uomo al lato della pista rossa a Serrada. Immediatamente sono scattati i soccorsi che, una volta giunti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ora si tratta però di stabilire con esattezza le cause della morte del 61enne, che comunque riportava sul corpo varie lesioni piuttosto gravi. Da accertare se l'uomo sia uscito di pista per un malore, per poi cadere e riportare le ferite, o se vi sia stato un impatto e da qui poi il decesso. Non c'è ancora chiarezza su quali siano le autorizzazioni che abbiano permesso di trivellare in mezzo alla strada a pochi metri dal monumento nazionale, il Ponte Vecchio di Bassano. Il cartello diceva taglio alberi e invece l'occupazione del suolo pubblico era per una trivella che ha perforato sull'asfalto comunale in direzione della falda. Insomma, ci chiedevano i cittadini, l'autorizzazione c'è o non c'è? Che ne sanno gli uffici tecnici del comune e la polizia municipale? Attualmente anche l'assessore ai lavori pubblici Andrea Zonta è costretto a prendere tempo. In poche parole, non lo sa neppure lui. Per quanto riguarda la trivellazione fatta, gli uffici stanno facendo gli opportuni controlli, in quanto è da verificare tra le autorizzazioni rilasciate in questi giorni se nelle more c'erano anche quelle per fare questi lavori su strada. Ecco perché quello che era visivo era cartello lavori di taglio piante, e in realtà in quel momento il taglio piante non c'era e andava una trivella. Sì, no, sulle autorizzazioni richieste di occupazione suolo pubblico e di divieti per quanto riguarda il taglio piante, questi sono esistenti. Per quanto riguarda il rimanente, adesso il giro degli uffici tra polizia locale e lavori pubblici stanno facendo le opportune verifiche. Quindi attendiamo fiduciosi la produzione dell'autorizzazione, si spera in tempi brevi. Il giorno del ricordo, all'ex collegio Opera Pia Cordellina Vicenza, circa 1 migliaio di esuli giuliano-dalmati passarono la loro odissea di gente in esilio e oggi sono stati ricordati. Benvenuti a questa importante cerimonia voluta dall'amministrazione comunale per ricordare le vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Inizia con il 3 febbraio a Vicenza la giornata del ricordo, che culminerà lunedì 10 febbraio. Cerimonie, incontri e dibattiti ne saranno il corollario. Dopo la giornata della memoria legata indissolubilmente alla Shoah, è tempo di ricordare tutti coloro che furono infoibati e costretti ad abbandonare l'Istria e la Dalmazia. Vicenza ha scelto di farlo all'ex collegio Opera Pia Cordellina, il luogo del ricordo per molti. Lo facciamo qui, nel punto esatto dove 1000 esuli italiani il 3 febbraio 1947 trovarono rifugio proprio nell'ex convento di Santa Maria Nova. Per tanti anni queste terribili vicende sono cadute nell'oblio, sono state dimenticate se non addirittura nascoste. Tra i giovani alunni dell'oggi scuola e ieri collegio sono presenti alla cerimonia una quindicina di esuli che proprio qui hanno trascorso la loro infanzia. Venire qua è come aprire una finestra e arrivare al passato e a tutto quello che è stato in quei tempi.
Una cerimonia ufficiale per ricordare molti nostri connazionali che sono morti uccisi scaraventati nelle foibe carsiche, scappati in fretta e furia, abbandonando averi e case. Una scelta precisa, quella dell'amministrazione di Vicenza. E noi come amministrazione riteniamo che debbano essere ricordati e valorizzati quei momenti, proprio perché non abbiano più a ripetersi contro ogni regime totalitario. Grazie per averci seguito, vi auguriamo una buona serata.